La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Buonasera e ben ritrovati a Friuli Lavoro. Questa sera parleremo di sistemi di videosorveglianza dei lavoratori. Lo faremo con la specialista in diritto del lavoro di MAV, Valentina Orizio. Buonasera Orizio. Buonasera a tutti i telespettatori. Ecco, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 151/2015 è stata sostanzialmente modificata la disciplina dei controlli a distanza dei lavoratori, disciplinata all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, legge 300 del 70. Quindi il datore di lavoro può filmare i lavoratori mentre svolgono la propria attività lavorativa? No, anche con le modifiche introdotte non è data la possibilità al datore di lavoro di controllare e filmare l'attività del lavoratore. In quali occasioni il datore di lavoro può comunque filmare i lavoratori e le lavoratrici mentre espletano la propria attività lavorativa? L'attività del lavoratore può essere filmata indirettamente, ovvero la possibilità di installare dei sistemi audiovisivi e strumenti di controllo è portata avanti dal lavoratore per un'altra finalità che è appunto esplicata nella normativa attualmente in vigore, ed è l'installazione per una esigenza organizzativa o produttiva, per la tutela del patrimonio aziendale o per una necessità legata alla sicurezza del lavoro. Da questa installazione degli strumenti audiovisivi per una di queste finalità può anche derivare un controllo indiretto dell'attività del lavoratore. A fronte di un'installazione di sistemi audiovisivi e strumenti di controllo dalla quale possa esserci anche un controllo indiretto dell'attività dei lavoratori, è necessaria la sottoscrizione di un accordo sindacale a livello aziendale, quindi con le rappresentanze sindacali aziendali interne, o a livello territoriale, quindi con le rappresentanze sindacali unitarie più rappresentative a livello territoriale, o in subordine direttamente con la direzione territoriale del lavoro. Se il datore di lavoro acquisisce da tutti i lavoratori e le lavoratrici della propria azienda il consenso scritto, può comunque evitare l'accordo sindacale aziendale? No, assolutamente no. Il consenso dei lavoratori non esclude la sottoscrizione dell'accordo sindacale, proprio perché la necessità di sottoscrivere un accordo prevede che ci sia una parte neutra a tutela del lavoratore, in quanto posizione debole del rapporto di lavoro. Così come non viene escluso l'accordo nel caso in cui il datore di lavoro installi delle telecamere finte oppure le installi ma le tenga spente. E recentemente una sentenza della Corte di Cassazione ha ribaltato un orientamento giurisprudenziale che si era consolidato negli anni, ovvero che appunto il consenso validamente espresso dai lavoratori facesse venir meno la necessità dell'accordo. Una sentenza del 2017 ha ribaltato questo orientamento, risottolineando la necessità dello stesso. Parliamo invece della casistica in cui il datore di lavoro fornisce il cellulare, il telefono fisso, il computer e altri strumenti volti all'attività lavorativa e fornisce questi strumenti al lavoratore e alla lavoratrice. In questo caso può controllare anche con dei software appositi o quant'altro il corretto utilizzo da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, quindi per finalità esclusivamente lavorative? Sì, per quanto riguarda tutti gli strumenti che vengono dati in dotazione dal datore di lavoro al lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa, come anche i sistemi di controllo di entrata ed uscita dall'azienda, quindi i badge, il datore di lavoro può effettuare dei controlli, ma la legge presuppone che al lavoratore venga data una puntuale informativa dell'utilizzo che il lavoratore può fare di questi strumenti, quindi andando ad indicare l'utilizzo lecito e l'utilizzo invece illecito dello strumento, e andando a sottolineare che il datore di lavoro potrà effettuare dei controlli specificando come verranno effettuati e anche prevedendo che in caso di violazione il datore di lavoro possa azionare un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore stesso. Grazie mille dottoressa Orizio per questo suo Buonasera, contributo. arrivederci. Grazie. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.